Dopo l'importante accordo siglato a tutela dei dipendenti stagionali dell'Arenile veneziano, tra i dettagli relativi alla corresponsione del premio di produttività, la non obbligatorietà a carico degli albergatori, in quanto si tratta di accordo cui le aziende decidono liberamente se aderirvi o meno, comunicando alla fine dell'estate all'ente bilaterale della provincia di Venezia in che misura ci sarà stato l'aumento della produttività. Fondamentale per poter ottenere il premio in questione terminare la stagione estiva, fidelizzando così il dipendente stesso. E far sì che vengano coinvolti maggiormente e ritornino anno dopo anno ad aiutarci a lavorare bene, a far bene per la nostra categoria, per il nostro hotel, per l'albergo, per Jesolo. Premio di produzione legato dunque al gioco di squadra tra datori di lavoro e dipendenti, in cui si inserisce anche il grado di soddisfazione dell'ospite dell'albergo con le sue recensioni stellate via internet. Le temiamo come le abbiamo sempre temute, perché chi esce arrabbiato ci mette un secondo a scrivere, a differenza delle centinaia e migliaia di ospiti che ci lasciano e sono contenti, che invece la recensione fanno un po' più fatica a scriverla, e noi li stimoliamo su questo. Certo che la recensione e la nomination nelle recensioni sia su Google che su TripAdvisor, su tutti, diciamo, tutti i sistemi che oggi possono recensire una struttura, fanno parte di uno di quei tasselli che compongono un po' le categorie e i requisiti per beneficiare di questa premialità. Ad accogliere con soddisfazione l'innovativo accordo, che prevede anche l'uso delle foresterie a prezzi calmierati per i dipendenti stagionali, pure il primo cittadino di Jesolo, a sua volta albergatore. Questo è semplicemente un punto di partenza per un approccio culturale diverso che guarda al futuro, guarda alla appetibilità e alla competitività del nostro mercato del lavoro.